Abbiamo incontrato i nostri rappresentanti politici di Musile e San Donà di Piave per lo scambio di auguri. Vediamo. Dottoressa Zaccariotto, siamo arrivati alla fine dell'anno, com'è andato questo 2011? Ma mi sembra un anno non assolutamente felice e che purtroppo va ricordato come uno tra i momenti più difficili che il Paese sta vivendo, sotto tutti i punti di vista, credo, quello economico per la crisi, legato poi molto a una disoccupazione che ha creato grossissimi problemi nel territorio e che a sua volta genera comunque anche dei problemi da un punto di vista sociale, familiare, psicologico. Detto questo, poi io mi auguro che le famiglie possano avere risposte da un punto di vista intanto di lavoro, perché il lavoro riguarda sia chi oggi rimane a casa perché disoccupato o in cassa integrazione, ma riguarda anche molto tutto il mondo dei giovani che in questa situazione in generale ancora con maggiori difficoltà riescono ad avere delle risposte, e se noi non diamo delle risposte ai giovani non costruiamo nemmeno quello che è il nostro futuro. Sindaco, noi la ringraziamo, le facciamo tanti auguri, buone feste, buon Natale e di Capodanno, e ci rivediamo con l'anno nuovo. Sicuramente io sarò sempre qua. Grazie e tanti auguri a tutti. Amministrazione comunale di Musile di Piave riunita per porgere alla cittadinanza gli auguri di buone feste e di buon anno. Sì, buonasera a tutti, è l'occasione per porgere ai nostri concittadini con la giunta che è qui con me, con l'assessore Tamai, l'assessore Carpenedo, il vice sindaco Sacillotto, l'assessore Pilla e l'assessore Pivetta, per porgere ai nostri concittadini di Musile un buon Natale, le buone festività all'insegna della sobrietà, ma all'insegna anche sicuramente delle cose più semplici, delle cose più vere, per cui in un momento così particolare per il nostro Paese anche di difficoltà, che sia veramente l'occasione per riscoprire appunto i veri valori di questo Natale, quindi che sia un Natale in famiglia, un Natale delle piccole cose ma delle cose vere, quindi buon Natale da parte mia, dell'amministrazione comunale tutta, ai cittadini di Musile, un augurio sicuramente di buon Natale e di felice anno nuovo. Ringraziamo quindi tutta l'amministrazione comunale di Musile, il sindaco Forcolin per questi auguri di buone feste, e auguriamo un buon 2012 a tutti anche da parte del pubblico di Cronache Venete.